Salve a tutti, siamo in piazza anche stamani, purtroppo in questo momento abbastanza triste perché anche a questo giro il governo si è dimostrato illiberale. Troviamo come amici Beppe Grillo che questo decreto sia davvero anticostituzionale e più che altro quello che ci fa rabbia è che come cittadini, perché non siamo un movimento, un partito, noi siamo cittadini che ci impegniamo nella politica, come tutti ci siamo andati da fare quando si è presentata la lista per fare la raccolta firme, rispettare le regole a pari condizioni con i partiti più grossi che erano organizzati. Oggi, in questo momento in cui in un'evidente lotta di potere all'interno del PDL non sono stati capaci di rispettare le leggi neanche nel momento delle elezioni, si sono fatti decreto ulteriore per il condono anche elettorale. Questo lo troviamo inaccettabile, perché a questo punto ci sembra assurdo, cioè è un precedente assurdo perché in ogni momento, ogni regola, ogni legge, ogni termine può essere ridiscusso. Spero che in questo momento tutti i cittadini di qualsiasi colore riescano a capire che è un momento in cui ci si deve unire tutti insieme per contrastare questo atteggiamento, perché qui non è una lotta tra un partito e un altro, qui è una lotta tra un atteggiamento, un modo di corrompere lo Stato, la democrazia e la Costituzione e invece rispettarlo.